Installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree comunali interessate da maggiori situazioni di degrado e illegalità nell'ottica della prevenzione e del contrasto della criminalità diffusa e predatoria. E questo è l'obiettivo delle iniziative intraprese dalla Prefettura di Agrigento, finalizzate a rafforzare la sicurezza dei territori attraverso i sistemi di presidio tecnologico, in attuazione dei patti per la sicurezza urbana, sottoscritti negli scorsi anni al fine di migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di illegalità, favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte alle esigenze straordinarie del territorio. Con tale ottica, in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa, si è tenuto presso il Palazzo del Governo, essendo stati esaminati con il conseguente parere favorevole ai progetti presentati dai vari comuni, tra cui Agrigento, Camastra, Canicattì, Favara, Licata, Palma di Montechiaro, San Biagio Platani e Sciacca, selezionati dal Ministero dell'Interno per l'ammissione al finanziamento tramite le risorse economiche del programma operativo complementare Legalità 2014-2020, meglio denominato come POC Legalità. I progetti presentati dalle anzidette amministrazioni comunali prevedono in particolare la realizzazione di impianti di videosorveglianza finalizzati a incrementare il livello di sicurezza urbana e il controllo del territorio in quelle aree dei citati comuni ritenute principalmente strategiche, in quanto insistenti nei centri cittadini interessati da fenomeni di criminalità, da frequenti atti vandalici o dalla presenza di plessi considerati strategici. Le proposte progettuali sono state inoltrate al Ministero dell'Interno, che provvederà a valutare l'ammissibilità delle istanze di finanziamento per la loro realizzazione con la successiva approvazione delle graduatorie per l'erogazione delle risorse finanziarie del richiamato POC Legalità, sulla base di un riparto nell'ambito dello stanziamento complessivo di 30 milioni di euro circa per le regioni dell'Italia meridionale. Come evidenziato dal prefetto e responsabili provinciali delle forze di polizia territoriali, il potenziamento della videosorveglianza costituisce un importante supporto per le attività di prevenzione e contrasto dei vari reati, anche in considerazione del fatto che tali nuovi interventi andranno di fatto a integrare il sistema dei dispositivi tecnologici già attivi nei territori di alcuni dei comuni interessati.